Iris, oggi la prima prova qui al Canova, intanto com'è andata? Beh, mi sembra anche abbastanza bene, diciamo che in 5 anni sono riuscita a preparare anche modestamente bene e speriamo che anche l'esterno italiano la pensi così e poi vedremo i prossimi giorni i punteggi, insomma. Ecco, che traccia hai scelto? La B2 che trattava il tema del rispetto, secondo Riccardo Maccioni, e sul fatto che l'enciclopedia Treccani l'ha scelta come parola dell'anno per il 2024. Ecco, cosa hai spiegato? Diciamo che a parte la prima parte di analisi e comprensione del testo, nella parte della produzione ho sviluppato più che altro il mio pensiero riguardo anche come si stanno sviluppando gli eventi durante questi anni, comunque anche da adolescente, insomma, tutta la mia. E niente, diciamo che ho concluso dicendo che c'è sempre speranza nelle generazioni future anche riguardo questo tema qua del rispetto, che magari si sta un po' perdendo ultimamente.